Ok, buongiorno a tutti. Se possiamo prendere posto, che così cominciamo il nostro culto, voglio fare un saluto anche alle persone che ci stanno seguendo da casa, che il Signore ci benedica in questa mattina speciale nella sua presenza. E se tu hai portato la parola di Dio, io ti invito ad aprire nella prima lettera dell'Apostolo Giovanni, al capitolo 4, prima Giovanni capitolo 4, noi leggeremo almeno un versetto da lì, che si trova, capitolo 4, versetto 8. E questo comincerà, diciamo così, è l'introduzione al tema della predicazione di oggi, che è quando una chiesa passa dall'odio all'amore, ok? E dice così, prima Giovanni capitolo 4, versetto 8, da partire dal versetto 8, dice: chi non ama non ha conosciuto Dio, perché Dio è amore. In questo si è manifestato per noi l'amore di Dio, che Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo affinché per mezzo di Lui vivessimo. In questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Egli ha amato noi e ha mandato suo Figlio per essere sacrificio propiziatorio per i nostri peccati. Allora, interessante pensare a chi sta scrivendo questi versetti, no? Questa lettera, l'Apostolo Giovanni. Se vi ricordate, l'Apostolo Giovanni era stato definito da Gesù come uno dei due figli del tuono. Lui aveva un caratteraccio, era quello che voleva far scendere fuoco dal cielo, no? Quel villaggio di Samaritani, perché non li hanno accolti. E verso la fine della sua vita, perché questa è una lettera che lui ha scritto verso la fine del primo secolo, ossia quando lui era molto anziano, vicino alla morte. E lui ci parla di amore, ok? Ci dice che noi siamo stati amati da Dio per primi, perciò noi così possiamo amare gli altri. Quindi una trasformazione nella vita di Giovanni c'è stata, ma una trasformazione profonda. E nel suo cammino con Dio lui ha capito che il proprio carattere in qualche modo va cambiato, va trasformato. Io non so come tu stai nel tuo cammino con Dio. Io devo fare ancora molta strada, tanta strada. Però ogni volta dico: Signore, ho già fatto un bel po' di strada con te, ma c'è tanta strada ancora da fare davanti. Che il Signore ci possa aiutare a vivere questo amore di Dio, partendo forse da stamattina, non lo so, ma sicuramente facendo un passo in più nelle cose di Dio, ok? Il regno di Dio è fatto di amore e noi dobbiamo entrare in questa logica perché la nostra vita possa cominciare a camminare nella giusta direzione. Io ti invito ad alzarti in piedi e voglio pregare insieme a te affinché questo amore di Dio cominci a parlare al nostro cuore. Dio è qua in mezzo a noi stamattina, ok? Lui già sta facendo un giro di perlustrazione delle nostre anime. E è interessante che Lui toccherà dei punti attraverso la lode, attraverso la predicazione, attraverso la comunione fraterna. Lui userà ogni cosa perché io e te possiamo cambiare qualcosa di noi stessi. E io voglio pregare perché Lui possa attuare questo cambiamento. Nostro Dio, nostro Padre, io ti ringrazio e ti benedico per essere qua un'altra volta questa mattina. Signore, grazie perché, Signore, la consapevolezza che noi abbiamo è che Tu stai girando tra le file della Tua Chiesa, in mezzo alle nostre seggiole, il Tuo Spirito, Signore, il Tuo Spirito che parla ai nostri cuori. Io ti chiedo nel nome di Cristo Gesù che Tu possa fare un'opera stamattina, un'opera profonda, un'opera di trasformazione, un'opera, Signore, che ci porta a capire chi Tu sei e soprattutto, Signore, chi noi dobbiamo essere. Grazie, Padre, per la presenza di quelli che sono qua stamattina. Ti chiedo, Signore, per quelli che stanno arrivando, di proteggerli, di accompagnarli fino qua e che ogni cosa, Signore, sia fatta questa mattina al meglio per la Tua gloria, Signore. Te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Prima di sederti io ti invito a girarti a destra, a sinistra, dietro, dare una parola di benedizione al tuo fratello e rompere questo ghiaccio, no? di comunione fraterna.
abbiamo i nostri cuori gioiosi, abbiamo il desiderio di adorare il Signore, per tanto che il Signore è nella nostra vita, per tutto ciò che Lui significa per ognuno di noi. Il Signore ci ha reso liberi in Lui, amen? E questo è un motivo di lode e adorazione, e che possiamo innalzare il nome del nostro Signore, perché solo Lui è degno. In Salmi 116, capitolo 116, versetto 12, dice così: Davide fa questa domanda: come ricambiare al Signore? Che cosa potrò io ricambiare al Signore per tutto ciò, per tutto il bene che Lui mi fa, che mi fa ogni giorno? Che cosa tu puoi fare? Puoi alzare, in questo momento tu puoi alzare la tua voce, innalzare il nome del Signore, cantare e lodarlo con tutto il tuo cuore. Amen? Cantiamo insieme? vogliamo dichiarare che tutta la terra non sarà, è già piena della gloria del Signore. Noi possiamo percepire la gloria del Signore nella nostra vita,
quante persone, quanti fedeli noi abbiamo, quante persone che hanno dato la sua vita al Signore, hanno consegnato, e la gloria del Signore è manifestata anche tramite la nostra vita, ovunque noi andiamo. Amen? Tu sei la mia gioia, tu sei la mia pace. I nostri cuori. Amen. Allora noi possiamo cantare la prossima canzone più convinti che mai. Dio re in me, con il tuo potere, sopra i sogni miei, su ogni mio temore. Soltanto quando noi abbiamo avuto i nostri cuori trasformati è possibile dire: Signore, regna in me, cambia tutto, fai come vuoi tu. Amen? Solo così, solo quando noi abbiamo veramente i nostri cuori cambiati nel Signore. Cantiamo insieme.
preghiera del tuo popolo, Signore, che tu regni nelle nostre vite, Signore. In qualsiasi posto, Signore, dentro di noi, che tu ancora non ti trovi, Signore, che oggi possa essere il giorno, Signore, per rendere possibile, Signore. Sappiamo, Signore, che come sentiamo spesso, tu sei un gentiluomo, Signore, non fai mai nulla, Signore, senza che noi non ti diamo il permesso, Signore. Chiedo, Signore, che tu possa oggi portare trasformazione, oh Dio, nella vita della tua Chiesa, Signore, tramite la tua parola, Padre. Questo è solo possibile, Signore, quando noi ci consegniamo a te, arrendiamo le nostre vite a te, Signore. Perciò ti chiediamo di regnare, Signore, nella nostra mente, nel nostro cuore, Signore, nel nostro modo di fare, Signore. Padre, chiediamo, Signore, che possa avere trasformazione oggi, questa mattina, Signore. Nella nostra vita noi ti chiediamo questo, Signore, nel tuo nome, Gesù. Signor, tu mi scruti e mi conosci, sai quando mi siedo e mi alzo, scruti il mio cammino, il mio riposo, tu sai tutte le mie vie. Signor, tu mi scruti e mi conosci, sai quando mi siedo e mi alzo, scruti il mio cammino, il mio riposo, tu sai tutte le mie vie.
potete sedervi. Ok, prima di predicare, di meditare sulla parola di Dio, io vorrei invitare una coppia che ci è venuta a trovare questa mattina, che per noi è una sorpresa bellissima, ok, che sono un pezzo molto importante della nostra storia della Chiesa Battista Agape. Invito il pastore Emanuele e la sorella Rachele a venire qua a dare un saluto alla Chiesa. Loro sono i fondatori della Chiesa Battista Agape, ok? Quindi, per favore, stamattina quando me li sono trovati nel parcheggio ho detto bellissimo, bellissima questa storia. Cominciamo da lei. Buongiorno. È difficile dire qualcosa a questo punto, no? Sai che una volta nella vita il pastore ha la possibilità di avere un giorno del vagabondo. Oggi noi stiamo vivendo questo giorno. Ieri eravamo a casa e diciamo, cosa facciamo domani? Facciamo sorpresa a Treviso? E subito, ieri sera, cominciamo già a preparare tutti, oggi mattina presto. E siamo qua con voi. È veramente una gioia infinita. Non so cosa dire di più. Ho già avuto un'emozione lì di trovare la... Signore, mi è sfuggito, insegnante della scuola domenicale. Dov'è? Non c'è qua. Sì, è la insegnante della scuola domenicale che è là con Emanuele. Lì. Scusate che la nostra età fa... Purtroppo no, grazie a Dio. Allora ho trovato quella bambina là che quando sono uscita di qua era Letizia. Era piccolina, no? E oggi è insegnante della scuola domenicale. Mi ha emozionato tanto. E trovare voi qua oggi senza parole. Dio è buono e ci ha regalato questo regalo. Grazie che... Pastore Alessandro. Non volevo dire un altro aggettivo, ma ho pensato 2 volte. Pupille dei nostri occhi, ecco. Ok, ha già detto tutto, veramente siamo felicissimi di essere qui, di trovarvi, poi vogliamo dare abbraccio quanto possibile, no? Che il Signore vi benedica, veramente siamo molto felici di essere qui questa mattina e di trovare anche il pastore Alessandro, un mio saluto anche al pastore Caio, no? E alle rispettive mogli. Neanche lui sa che siamo qua oggi. Ok. Ci siamo dimenticati, siamo accompagnati da 2 amici, Thiago e Elita, che stanno con noi in questo periodo e speriamo che loro vadano con noi anche al sud d'Italia, a Policoro. Ok, grazie. Ok, carissimi, stiamo predicando ogni domenica su una chiesa che si santifica, no? Settimana scorsa abbiamo visto una chiesa che preferisce la parola di Dio piuttosto che il misticismo, no? Questa settimana vedremo una chiesa santa, una chiesa che sostituisce l'odio con l'amore, ok? E c'è una storia bellissima nella parola di Dio, nell'Antico Testamento, che è proprio la rappresentazione di un sentimento così profondo che cambia da odio a amore. Ed è la storia di Giuseppe, figlio di Giacobbe, no? E il testo si trova in Genesi capitolo 45, noi leggeremo i primi versetti, ok? Genesi capitolo 45, e per introdurre dirò che faremo anche un parallelo con la vita di Gesù, perché il nome Giuseppe praticamente ha la stessa radice del nome Gesù, ok? E noi faremo proprio dei paralleli tra Antico e Nuovo Testamento e vedremo come Gesù ha amato le persone, come Gesù poteva odiare le persone, ma non ha odiato perché lui è amore, ok? E dice così la parola di Dio, Genesi capitolo 45 dal versetto 1. Allora Giuseppe non poté più contenersi davanti a tutto il suo seguito e gridò: fate uscire tutti dalla mia presenza. Nessuno rimase con Giuseppe quando egli si fece riconoscere dai suoi fratelli.
Allora alzò la voce piangendo e gli egiziani lo udirono e lo udì la casa del faraone. Giuseppe disse ai suoi fratelli: io sono Giuseppe, mio padre vive ancora? Ma i suoi fratelli non gli potevano rispondere perché erano atterriti dalla sua presenza. Giuseppe disse ai suoi fratelli: vi prego, avvicinatevi a me. Quelli si avvicinarono ed egli disse: io sono Giuseppe, vostro fratello, che voi vendeste perché fosse portato in Egitto. Ma ora non vi rattristate né vi dispiaccia di avermi venduto perché io fossi portato qui, poiché Dio mi ha mandato qui prima di voi per conservarvi in vita. Infatti sono 2 anni che la carestia è nel paese e ce ne saranno altri 5 durante i quali non ci sarà né raccolto né mietitura. Ma Dio mi ha mandato qui prima di voi perché sia conservato di voi un residuo sulla terra e per salvare la vita di molti scampati. Non siete dunque voi che mi avete mandato qui, ma è Dio. Egli mi ha stabilito come padre del faraone, signore di tutta la sua casa e governatore di tutto il paese d'Egitto. Affrettatevi a risalire da mio padre e ditegli: così dice tuo padre, così dice tuo figlio Giuseppe, Dio mi ha stabilito signore di tutto l'Egitto. Scendi da me, non tardare, tu abiterai nel paese di Goshen e sarai vicino a me, tu, i tuoi figli e i figli dei tuoi figli, le tue greggi, i tuoi armenti e tutto quello che possiedi. Qui io ti sosterrò, perché ci saranno ancora 5 anni di carestia, affinché tu non sia ridotto in miseria, tu, la tua famiglia e tutto quello che possiedi. Ecco, voi vedete che con i vostri occhi, e mio fratello Beniamino vede con i suoi occhi, che è proprio la mia bocca quella che vi parla. Raccontate dunque a mio padre tutta la mia gloria in Egitto e tutto quello che avete visto, e fate che mio padre scenda presto qua. Poi si gettò al collo di Beniamino, suo fratello, e pianse. E Beniamino pianse sul collo di lui, baciò pure tutti i suoi fratelli piangendo. Dopo questo i suoi fratelli si misero a parlare con lui. Una storia bellissima di perdono, una storia bellissima di amore, che poteva essere una storia di odio, ma Dio ha trasformato questa storia attraverso la sua identità. Possiamo pregare che il Signore ci parli stamattina. Nostro Dio, nostro Padre, ti ringraziamo e ti benediciamo, perché Signore, tu sai quanto noi siamo fragili, quanto noi siamo impotenti a compiere la tua opera, ma la presenza del tuo Spirito in noi, Signore, fa la differenza, e noi vogliamo, Signore, questa mattina meditare, Signore, su questo tema. Un odio che si trasforma in amore, un'amarezza che si trasforma in tenerezza. È soltanto tu, Signore, che puoi fare questa trasformazione, e noi vogliamo lasciarti la mano libera, Signore, di agire questa mattina nelle nostre vite, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Questa ovviamente è una storia molto conosciuta, che è la storia di Giuseppe. Noi sappiamo dalla parola di Dio che Giuseppe era un ragazzino che all'età di 17 anni è stato venduto come merce dai suoi fratelli, no? E lì la sua storia comincia ovviamente come un'odissea. Lui ha passato di sofferenza in sofferenza, di difficoltà in difficoltà, di sentimento in sentimento durante 22 anni. Okay? Fino a quando 22 anni dopo, che non era più un ragazzino ma era praticamente un uomo, quasi 40 anni, lui rincontra i suoi fratelli, e in quei 22 anni Dio ha fatto una trasformazione del suo cuore. Allora voi provate a immaginare i sentimenti che questo ragazzino, quando è stato venduto, poteva provare: amarezza, risentimento, odio, desiderio di vendetta. E provate a immaginare 22 anni dopo, quando lui rivede i suoi fratelli, okay? Con la possibilità, perché loro erano in una posizione di inferiorità, lui era il viceré d'Egitto, lui poteva veramente prenderli, torturarli, mandarli in prigione, ucciderli, vendicarsi a tutti gli effetti. Ma noi vediamo in questa storia una storia, come si dice nel gergo fiabesco, a lieto fine. È una storia a lieto fine. Perché una storia a lieto fine? Perché Giuseppe aveva permesso a Dio di lasciare trasformare il suo cuore. Io sono sicuro che stamattina ciascuno di noi ha desiderio e soprattutto ha bisogno di trasformare il suo cuore. Pastore, ma io non odio nessuno. E la cosa interessante è quando io approfondisco la parola di Dio, sempre delle novità
ci sono, no? Sempre delle sorprese ci sono. E sono andato a vedere la parola odio, no? nella lingua sia ebraica che greca. Ed è interessante che noi abbiamo un'accezione molto forte nell'italiano, penso anche nel portoghese, ma neanche nelle altre lingue del mondo. La parola odio è una parola fortissima, ma nell'accezione sia ebraica che greca è interessante che la parola ebraica dice amare di meno, avere avversione, non sopportare più qualcuno, preferirgli qualcun altro. Tu riconosci che questo è un grande problema per noi, perché la parola di Dio ci sta dicendo: se tu ami qualcuno di meno, se tu non sopporti più qualcuno, quello è già odio, ok? Nella lingua greca è uguale e vuol dire amare di meno, preferire qualcun altro. Guarda, quando tu vai in profondità della parola di Dio, veramente ci sono delle sorprese. E non è per caso che Gesù dice: se uno non viene a me e non odia suo padre, ossia se non ama di meno suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e persino la propria vita, non può essere mio discepolo. Detto questo, allora noi possiamo identificarci con la storia di Giuseppe. Se io odio qualcuno, ossia amo meno qualcuno che non è il Signore, allora io sto odiando. Allora la storia di Giuseppe è una storia molto triste, ma è una storia di vittoria. Perché? Perché Giuseppe ha imparato a lasciarsi trasformare da Dio. Allora quando è che noi possiamo passare dall'odio all'amore? Quando è che noi possiamo passare dall'amarezza al perdono, dal risentimento alla dolcezza e all'amore per qualcun altro? Quando noi conosciamo la volontà sovrana di Dio, ossia la sovranità di Dio. C'è una frase che Giuseppe ha ripetuto per 3 volte in questo testo. Non so se avete notato questa cosa interessante. Lui ha detto: non siete stati voi che mi ha mandato qua, ma è stato Dio. Non siete voi ma Dio, non siete voi ma Dio. Per 3 volte lui ha ripetuto: non siete stati voi a mandarvi qua, ma è stato Dio che mi ha mandato qua, attraverso tutta questa serie di accadimenti che sono successi nella mia vita. E vi ricordate che lui, quando è stato venduto dai suoi fratelli, è diventato uno schiavo in casa dell'ufficiale reale che si chiamava Potifar, e lì lui ha cominciato a crescere di nuovo, ha cominciato a servire bene il Signore, e questo ufficiale ha visto che la mano di Dio era sopra di lui e lui l'ha fatto diventare il maggiordomo di casa. Ma nel top di questa sua carriera di maggiordomo, che cosa è successo? La moglie di Potifar l'ha accusato falsamente e quindi è stato buttato in prigione di nuovo ingiustamente. E là nella prigione lui ha cominciato di nuovo a dire: no, ma io sono qua, ho bisogno di fare la volontà di Dio, ho bisogno di fare il meglio con quello che ho. E quindi lui di nuovo è ricominciato a crescere nella presenza degli uomini, ma soprattutto nella presenza di Dio, perché lui ha riconosciuto una cosa in tutto questo che gli è accaduto: che la mano di Dio l'aveva accompagnato nei posti più difficili della sua vita, perché lui potesse imparare che c'era un Dio sovrano, un Dio che comandava ogni cosa, un Dio che guidava tutte le situazioni. Allora, cari fratelli e care sorelle, amici che siete qua, io so che ciascuno di noi ha una situazione nella propria vita che non gradisce, okay? Che vorrebbe cambiare, che vorrebbe sistemare, che vorrebbe trasformare in qualche modo. E io ti voglio dire una cosa stamattina: quelle persone che Dio sta usando, ascolta quello che ti dico, quelle persone che Dio sta usando per farti del male sono lo strumento nella mano di Dio perché Lui possa trasformare il tuo carattere, tu possa capire che c'è una volontà sovrana al di sopra di te, che Dio vuole che tu faccia quello perché Lui vuole trasformare il tuo carattere. Quando è che io passo dall'odio all'amore? Quando io capisco che c'è un Dio sovrano che guida ogni cosa della mia vita, anche le cose più difficili, anche. Perché è proprio nei momenti difficili che noi riusciamo ad aggrapparci di più a Dio. È vero o no? Quando tutto va bene, noi abbiamo una natura che è fenomenale. La nostra natura è una natura peccaminosa. Tu sai, no? Di questo. E quando noi non abbiamo nessun problema, sai dove mettiamo Dio? In un cassetto e gli diciamo: resta lì un attimo perché adesso voglio divertirmi.
Questa è la nostra natura di peccatori. Ma quando Dio mette, perché tu sai che Dio mette degli ostacoli nella tua vita, no? Chi ha messo questi ostacoli nella vita di Giuseppe? È stato Dio. Usando le situazioni difficili della sua vita, il Signore ha detto: questo è il momento che tu devi passare perché tu possa imparare ad aggrapparti a me, a essere umile, a capire che io guido ogni situazione della tua vita. Allora ti invito a fermarti un attimo adesso, in questo momento. Pensa alla situazione che tu stai passando. Pensa alla difficoltà che non ti dà pace. Pensa a quello che ti fa soffrire di giorno, di notte, che tu non riesci nemmeno a liberarti, neanche quando dormi di questa situazione. Sai che cosa Dio ti sta dicendo? Io sono nel controllo della situazione. Credi in me perché io ti voglio portare a un livello più alto. È interessante quello che è successo nella vita di Giuseppe. Quando noi capiamo che abbiamo un Dio sovrano che guida tutte le situazioni, sai che cosa succede? Che Dio non solo ti dà quello che tu hai perso, ti dà anche quello che non hai mai avuto. Perché Giuseppe non solo gli ha restituito, il Signore non solo gli ha restituito i suoi fratelli, la sua famiglia, tutto quello che lui aveva perso, ma che cosa gli ha dato? Anche una posizione elevata. Lui è diventato viceré d'Egitto, è diventato l'uomo più importante della terra dopo il faraone ed è stato in una posizione altissima e la sua posizione gli ha permesso di fare del bene al popolo di Dio e al popolo egiziano. Dio vuole trasformare il nostro carattere, Dio vuole trasformare il nostro odio in amore attraverso la sua volontà sovrana. Allora, qual è il primo passo che noi dobbiamo fare per passare dall'odio all'amore? Riconoscere la mano di Dio nel posto più buio della nostra vita. Sai da dove è partita la storia di Giuseppe? Da una buca. Ti ricordi che cosa hanno fatto i suoi fratelli? L'hanno buttato in una buca nel deserto. E da lì la sua vita è cominciata a crescere. Da dove è partita la grande storia di Daniele, il profeta Daniele? Da una buca. Da una buca. L'hanno buttato nella buca dei leoni, ma Dio ha chiuso la bocca dei leoni e lui da lì è cominciato a diventare l'uomo più importante della storia del paese di Babilonia. Da dove è cominciata la gloriosa storia di Gesù? Da una tomba o da una buca. E quando lui è risorto, lui ha fatto vedere a tutti chi era il Dio che lui credeva. Io non so se tu sei in una buca, ok? Stai gridando a Dio da tanto tempo nella tua situazione e il Signore dice: è proprio da lì che io voglio cominciare a lavorare con te, ma la prima cosa che io voglio dirti è che io sono sovrano sopra tutte le situazioni. Vi ho fatto lì uno schemino semplice, no? Perdonatemi la mia predisposizione a insegnare, io sono un dottore della parola, non posso farne a meno, ok? Ogni tanto faccio il pastore di anime, ma sono un dottore della parola di Dio, devo insegnarvi. Quando io vivo la mia vita, io sono lì nel centro, nella mia volontà individuale, ok? Dio vuole che io faccia delle cose attraverso che cosa? Quel cerchio che è un pochino più grande, che è la volontà morale, ossia la morale della parola di Dio. Io ho una volontà morale che posso andare a trovare ogni giorno nella parola di Dio. Al di fuori della volontà morale c'è la volontà della volontà permissiva di Dio, ossia quello che Dio permette nella mia vita che succeda perché io possa crescere, ma al di sopra di ogni volontà, sia di quella individuale, sia di quella morale, sia di quella permissiva, c'è la volontà sovrana di Dio. E Giuseppe aveva capito qual era il sistema. Signore, io voglio essere sempre nella volontà sovrana tua e capire che ogni cosa è guidata da te, ogni situazione è guidata da te. Se io credo questo, se io so questo, se io faccio una verità nella mia vita di questa realtà, allora io posso far passare la mia vita dall'odio all'amore, perché tu vedrai le persone vicino a te, anche quelle che ti fanno più male, dirai: questa è una cosa che Dio permette, questa è una cosa che Dio vuole perché io possa crescere. La mano di Dio è sempre perché io possa crescere. La mano di Dio è sempre presente, anche nelle situazioni più difficili. Ti ricordi cosa ha detto Gesù nel giardino del Getsemani?
Ha detto: Padre mio, se non è possibile che questo calice passi oltre da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. Ossia, Signore, la mia parte umana, Dio Padre, la mia parte umana non vorrebbe andare in croce. Ti piacerebbe andare in croce? A te? Neanche Gesù gli piaceva. Ok? Ma lui ha detto: Padre, la tua volontà sovrana sia fatta, la tua volontà sia fatta, perché io so che dopo ci sarà un premio. Punto 1: io posso passare dall'odio all'amore quando io conosco la volontà sovrana da parte di Dio. Dio è nel controllo di ogni situazione della nostra vita. Noi possiamo passare dalla volontà, dall'odio all'amore quando conosciamo l'onniscienza di Dio. Giuseppe ha detto così ai suoi fratelli, ok? Dice: infatti sono 2 anni che la carestia è nel paese e ce ne saranno altri 5 durante i quali non ci sarà né raccolto né mietitura. Allora, come Giuseppe faceva sapere che nel futuro ci sarebbe stata quella situazione? Chi gliel'aveva detto? Il Signore, che il Signore è onnisciente. Okay? Perché Giuseppe è stato portato in quella situazione 22 anni dopo che lui è stato venduto dai suoi fratelli? Perché Dio voleva comunicargli qual era il piano per la sua vita e per la vita dei suoi fratelli, per la vita del suo popolo, per la vita del paese d'Egitto. L'aveva portato lì in quella situazione e Dio gli aveva detto: guarda che in futuro succederà questo. Allora ti chiedo una cosa: tu conosci il tuo futuro? Tu sai che cosa succederà domani? Lo sai? No, Però posso darti una buona notizia. Tu hai un Dio che conosce il futuro e tu puoi affidarti a Lui, perché Lui sa esattamente cosa succederà. E Giuseppe aveva avuto il privilegio di avere la visione di cosa sarebbe successo in futuro. Altri 7 anni, altri 5 anni di carestia e poi ci sarebbe stata finalmente l'abbondanza. Allora sapete che cosa succede, fratelli? Che quando noi abbiamo quei momenti della nostra vita, non so se succede anche a te, no? Di insicurezza: oddio, domani è il mio conto in banca, è il mio lavoro, è la mia salute, e dove andrò, e che cosa farò, e i miei figli, e questo e quell'altro, un sacco di cose che ci preoccupano. E allora il Signore ci dice: se tu vuoi veramente riposare in pace, tu devi sapere che io conosco il tuo futuro. Pastore, come faccio a conoscere il mio futuro? È una cosa molto semplice. La parola di Dio dice in 1 Corinzi capitolo 2, versetto 10, che noi abbiamo lo Spirito Santo di Dio che conosce le cose profonde di Dio. E ogni giorno il Signore vuole che noi entriamo in comunione con lo Spirito di Dio affinché Dio ci comunichi che cos'è il nostro futuro. Come Gesù ha fatto a affrontare una situazione così difficile come lui doveva affrontare? Quando ha visto la croce, che cosa lui ha pensato? Che cosa lui ha voluto? Interessante che Ebrei capitolo 12 versetto 2 dice: per la gioia che gli era posta dinanzi sopportò la croce disprezzando l'infamia e si è posto a sedere alla destra del trono di Dio. Ossia, che cosa Gesù faceva? Lui guardava avanti, guardava l'obiettivo, guardava la medaglia, guardava il suo premio, ok? È interessante che Gesù, voi sapete che Gesù è stato per 6 volte giudicato dal tribunale, 6 volte. Tutti l'hanno giudicato. Allora lui è stato preso nel giardino del Getsemani, è stato portato davanti al sommo sacerdote, dal sommo sacerdote è stato portato davanti al Sinedrio è stato portato da Pilato è stato mandato dal re Erode, poi è tornato indietro da Pilato e Pilato ha detto: non ne voglio sapere niente, giudicatelo voi. 6 volte è stato giudicato. E provate a immaginare il creatore dell'universo giudicato dagli uomini, lui che si era fatto uomo per venire ad amare, per venire a portare la salvezza. Come poteva sviluppare amarezza, sì o no, umanamente parlando? Poteva guardare quegli uomini e dire: io adesso questi qua li fulmino tutti perché non hanno capito niente del mio amore. Ma lui è andato avanti, e sai perché? Perché lui aveva davanti a sé il premio che doveva riportare. E ti do una buona notizia,
ok? Sai qual è il suo premio? È questo. Isaia 53, versetto 10 dice: perciò io gli darò in premio le moltitudini. Sai perché lui non ha odiato e amato? Allora segnatelo sulla tua Bibbia. Posso dirti questa frase: perché tu sei il suo premio. Tu sei il suo premio. Hai mai pensato questo? Io sono il premio di Gesù dopo la sua sofferenza. Quando le persone ci fanno male, ok? Ci feriscono, ci dicono delle cose che veramente non vorremmo mai aver sentito. Sai che cosa noi dobbiamo pensare? All'onniscienza di Dio. Dobbiamo pensare a quello che Lui sa che succederà in futuro. Non ripagare mai con la stessa moneta. Sai perché? Perché Dio vuole fare un'opera in te, ma vuole fare un'opera anche nella persona che ti sta di fronte, che ti fa male, che ti sta ferendo. Lui vuole fare un'opera e quella persona tante volte, sai che cosa dice nel libro di Proverbi? Dice: quando l'Eterno gradisce le vie di un uomo, riconcilia con lui anche i suoi nemici. Hai mai sperimentato questa verità nella tua vita? Ma bisogna sapere che Dio sa il futuro, Lui conosce bene la situazione, Lui sa perché sta succedendo quello. Quando noi ci abbandoniamo all'onniscienza di Dio, noi passiamo dall'odio all'amore. E ultima cosa che voglio condividere con te di questo testo biblico: noi possiamo passare dall'odio all'amore quando conosciamo la bontà di Dio. Guarda cosa dice Giuseppe, dice: ma Dio mi ha mandato qui prima di voi perché sia conservato di voi un residuo sulla terra e per salvare la vita di molti scampati. Allora, perché noi passiamo attraverso le difficoltà della vita? Perché Dio vuole salvare persone, Dio vuole salvare anime, Dio vuole fare del bene a quelli che ci stanno intorno, anche quando soffriamo. Okay? Giuseppe aveva sofferto perché? Perché del bene sarebbe arrivato alla sua famiglia, del bene sarebbe arrivato al suo popolo, del bene sarebbe andato al popolo egiziano, e noi soffriamo tante volte perché Dio vuole che noi trasmettiamo il bene e l'amore e la bontà di Dio alle persone che ci stanno a fianco. Dio è buono, sì o no? Secondo te Dio è buono? Allora ti faccio la seconda domanda: Dio può fare a meno di essere buono? No, perché Dio è buono e tutto quello che Lui fa è bontà, ok? Quindi c'è qualcosa che Dio può fare di male nella tua vita? Tutto quello che Lui fa è bontà. Bontà per te, ma soprattutto bontà per quelle persone che ti stanno vicino, anche quelli che ti fanno male. Lui è buono. Questa settimana mi sono soffermato su un testo del Vangelo che mai, ossia l'avevo letto centinaia di volte, ok? Centinaia di volte. Ma questa volta lo Spirito Santo ha attirato la mia attenzione su un dettaglio di quello che tutti sappiamo è l'ultima cena. Ti ricordi quando Gesù stava nell'ultima cena insieme ai suoi discepoli, ok? C'erano 2 persone vicino a lui. Probabilmente sulla sua destra c'era l'apostolo Giovanni, che poi vediamo nella scena evangelica che lui si appoggia con la testa sul petto di Gesù e gli chiede: maestro, chi è che ti tradirà? Okay? Questa è la prima persona che c'era proprio subito a fianco di Cristo. L'altra persona molto vicina a Cristo era un altro personaggio, che era un personaggio con un carattere opposto, era Giuda. Ok? Quindi da una parte c'era Giovanni e dall'altra parte subito lì c'era Giuda. E io vorrei leggere insieme a te questo testo che ci parla della bontà di Dio. Dice così Gesù: in verità vi dico che uno di voi mi tradirà. Questo è Gesù che parla. I discepoli si guardavano l'un l'altro, non sapendo di chi parlasse. Ora a tavola, inclinato sul petto di Gesù, stava uno dei discepoli, quello che Gesù amava, ossia Giovanni. Simon Pietro gli fece cenno di domandare chi fosse colui del quale parlava. Egli, chinatosi così sul petto di Gesù, gli domandò: Signore, chi è? Gesù gli rispose: è quello al quale darò il boccone dopo averlo intinto.
e intinto il boccone lo diede a Giuda, figlio di Simone Iscariota, ossia Giuda era lì, dall'altra parte di Giovanni. Nella cultura ebraica è molto interessante questo gesto che Gesù ha fatto. Sapete a chi il capotavola o il capofamiglia dava questo boccone intinto nel vino? Alla persona più speciale degli invitati, ossia il capotavola o il capofamiglia prendeva questo boccone, intingeva nel vino, lo porgeva all'ospite d'onore e gli diceva: io ti amo, tu sei una persona importante per me, sei la persona che più mi sta vicino, per favore stai vicino a me. Questo significava. Quando io ho letto questo ho detto: Signore, quante volte noi ti abbiamo tradito e quante volte tu ci hai offerto questo boccone intinto del vino dicendoci: tu sei una persona importante per me. Lui lo stava facendo con Giuda, quello che lo tradiva, gente. E quando Gesù si è alzato da tavola, ha lavato i piedi anche a Giuda. Nel giardino del Getsemani, quando Giuda è arrivato per dargli il bacio del tradimento, sapete che cosa Gesù gli ha detto? Amico, che cosa sei venuto a fare? Fino all'ultimo Gesù ha tentato di riprendere quella persona e di dirgli: amico, tu sei importante per me, non tradirmi, non fare questo perché questo ti farà male. Quando Gesù dice questa cosa a Giuda, e io, fratelli, non so voi, ma io mi riconosco tante volte in questo Giuda che tradisce Gesù con un pensiero, con una mancanza, con un'azione, con un sentimento. Qualcosa per noi è sempre tradimento a Gesù. E Gesù tutte le volte ci offre il boccone e dice: fratello, tu sei importante per me, tu sei vicino a me, tu sei una persona speciale per me, per favore stammi vicino. Quando Gesù ci dice questa cosa, fratelli, noi possiamo odiare le persone quando Lui lo fa così con noi. Io penso che se noi siamo riempiti di questa realtà, se noi siamo riempiti di questa bontà di Dio, noi non possiamo odiare, non possiamo disprezzare gli altri, perché è così che funziona nel mondo spirituale. Noi amiamo perché Lui ci ha amati per primo. Allora noi possiamo passare dall'odio all'amore primo quando conosciamo la volontà sovrana di Dio. Ogni situazione della vita è nel controllo del Signore, Lui ci porta nelle situazioni della vita perché noi possiamo imparare che Lui è al di sopra di tutto. Seconda cosa, noi possiamo imparare la sovranità, possiamo imparare a non odiare ma amare quando capiamo l'onniscienza di Dio. Dio sa perché ci ha portato lì e ci saranno dei risultati perché Dio ha voluto quella situazione. E ultima cosa, noi possiamo passare dall'odio all'amore quando noi conosciamo la bontà di Dio verso di noi. Io non so se il Signore ti ha parlato questa mattina, mi ha parlato molto attraverso questo testo biblico. Non possiamo passare dall'odio all'amore se Dio non fa parte della nostra vita. Possiamo fare qualcosa che assomiglia all'amore, no? Ma Dio dice: io sono amore. Se tu mi conosci, tu amerai perché sarai riempito di quello che io sono e così potrai dare agli altri quello che io ti do. Non possiamo dare agli altri quello che noi non abbiamo. Che il Signore ci aiuti e ci guidi in questo cammino con Lui. Voglio pregare insieme a te adesso e chiederti, mentre tu chiudi i tuoi occhi: Signore, io conosco veramente la tua sovranità, io conosco veramente il futuro che tu mi riservi attraverso la tua onniscienza, io conosco veramente la tua bontà. Se io la conosco, allora posso amare. Se io lo conosco, posso trasformare i miei sentimenti. Se non lo conosco, però questa mattina io posso chiederti: Signore, fai parte della mia storia. Cambia la mia storia. A volte noi lasciamo marcire sentimenti per anni, per una vita intera. Quel sentimento diventa amaro, quel sentimento diventa forte, comanda, guida la tua vita. Ma il Signore dice: io sono qua
per dirti che tutto questo fa parte del mio piano. Tutto questo fa parte di una storia che io voglio scrivere nel tuo cuore. E se tu questa mattina hai sentito che la parola di Dio era per te, lascia che la mano di Dio possa fare una trasformazione in questo momento. E io voglio pregare insieme a te. Nostro Dio, quando noi conosciamo te da vicino, chi tu sei, che cosa hai il potere di fare nelle nostre vite. Signore, tutto cambia. La tua parola dice che noi siamo luce e sale della terra, ma noi non possiamo perdere sapore, non possiamo perdere quel brillo che ci è riservato ai tuoi figli. Signore, io ti chiedo nel nome di Cristo Gesù che se stamattina ci sono delle persone con amarezza, con disprezzo, con voglia di vendetta, Signore, che tu possa andare in quella parte buia del loro cuore, Signore, e fare una guarigione profonda. Odiare non è disprezzare solo, è semplicemente amare di meno. E amare nemici, amare persone che ci feriscono è difficile. Ma Signore, se tu l'hai fatto, vogliamo farlo anche noi. Signore, guarisci con la tua mano, dacci modo, Signore, di camminare ancora una volta più vicini a te, per il tuo onore e per la tua gloria, nel nome di Cristo Gesù. Amen. Amen. Decisioni sono state prese, il Signore farà un'opera sicuramente e vedrai che la libertà del Signore sarà la nostra bandiera. Amen. Dobbiamo essere liberi dai nostri sentimenti. Ok, prima di passare alla parte delle decime, delle offerte, noi tutte le settimane, per favore, se volete proiettare a questo grafico, questo diagramma. Ok, dalla settimana scorsa noi stiamo facendo questa proiezione che rappresenta le entrate della Chiesa. Abbiamo fatto un calcolo, no? E stiamo coprendo attualmente fino a venerdì il 70% delle entrate necessarie per sostenere tutte le nostre 3 chiese, ossia Treviso, Conegliano e Belluno. Che cosa comprendono queste spese? Ovviamente gli affitti, gli stipendi dei pastori, le utenze e tutto quello che riguarda la spesa delle nostre comunità. Okay? Siamo arrivati al 70%, manca il 30%, gloria a Dio per quello che è stato raccolto, ma manca anche questo 30% per coprire ogni spesa. Okay? Questo conto è stato fatto insieme sulle 3 comunità, va bene? Allora, vi do anche una buona notizia, tra l'altro, il 25 di settembre ci sarà un'altra assemblea, ve lo anticipo perché è importante che voi manteniate libera, se possibile, questa domenica, e ci sarà la chiesa di Padova ha chiesto di entrare come comunità all'interno della realtà Chiesa Battista Agape. Questa per noi è una grande gioia, è una cosa che stavamo auspicando da tanto tempo e loro hanno chiesto di essere parte della nostra comunità. Che il Signore benedica questa decisione. Prega perché questa assemblea veramente possa toccare il cuore di tante persone, va bene? Quindi, fratelli, questa è la nostra responsabilità, abbiamo portato il 70%, gloria a Dio per questo, manca il 30%, dov'è la responsabilità? È nelle nostre tasche, che il Signore possa aiutarci a sostenere la nostra Chiesa con tutto quello che serve per la gloria del Signore. Ok? Gruppo di lode, per favore. Alziamoci in piedi e dedichiamo al Signore le nostre decime, le nostre offerte.
ringraziamo Dio per ogni famiglia qui rappresentata, Signore, che sono venuti a donare, Padre, che hanno contribuito, Signore, per la crescita della tua Chiesa. Padre, ti chiedo di benedire questi soldi, Signore, affinché possa, Signore, sostenere, Signore, la opera del tuo regno, Signore, qui in questo luogo. Padre, noi ti ringraziamo, chiediamo la tua benedizione sulla vita di ognuno, Signore, nel tuo nome, Gesù. Amen. Potete sedervi. Ok, potete sedervi. Allora, due annunci rapidi. Allora, la prima è l'annuncio di una grande festa domenica prossima. Chi si ricorda che cosa c'è domenica prossima? I nostri battesimi. Anche quest'anno faremo un bel numero di battesimi, specialmente ragazzi giovani che hanno dato la loro vita al Signore. Per noi sarà una grande gioia vederli testimoniare e dire Gesù è il mio Signore, ok? Per la gloria del Signore noi faremo questo domenica prossima. Pastore, dov'è il posto? Allora, stiamo guardando, perché vi spiego. Voi sapete che il Piave in diversi posti è praticamente secco, ok? Stiamo cercando di vedere un posto dove c'è un pochino di acqua. Nella racconto evangelico dice che Giovanni Battista e Gesù hanno scelto un posto dove c'era molta acqua. Noi ci accontentiamo di una acqua media, ma dobbiamo trovare un po' d'acqua perché altrimenti non possiamo fare finta, no? Abbiate un po' di pazienza, per questa settimana vi comunichiamo sui gruppi, okay, dove sarà il battesimo. Probabilmente dove l'abbiamo fatto la settimana scorsa. Scusate, l'anno scorso. Ho bisogno di ferie, gente, io non ho fatto ferie. Okay? Sono stato a casa ma non ho fatto ferie. Dove abbiamo fatto l'anno scorso, però durante la settimana vedremo, monitoreremo, okay, la quantità di acqua per vedere se possiamo farlo effettivamente lì. Se no, qualche posto lo troviamo sicuramente. L'altro annuncio è questo. Allora, il giorno 20 di settembre, che è un martedì, comincia il nostro corso di teologia, ok? Potete trovare tutti i dettagli là nella bacheca. Se tu vuoi iscriverti, io credo, apro una parentesi, chiudo una parentesi, almeno ogni leader di ministero dovrebbe partecipare, ok? Perché ogni leader è una persona che va preparata biblicamente e teologicamente parlando. Ma ovviamente il corso è aperto a tutti, ok? A tutti. Faremo una volta ogni 15 giorni, faremo una volta qui e una volta a Conegliano. Perciò, per esempio, se tu quel martedì sei occupato con il tuo lavoro o altre difficoltà, hai la possibilità di andare a Conegliano o da una parte o dall'altra, tu potrai seguire tutti gli studi biblici, ok? Sono 15 moduli e andrà dalle 8:15 alla sera fino alle 10, ok? Senza interruzione, perché vogliamo fare una cosa veramente fatta bene, ma ovviamente non troppo estesa. Va bene? Ossia, le basi della teologia ci saranno e saranno importanti. Se tu vuoi iscriverti, devi comunicare a me, per favore. Oggi probabilmente è l'ultimo giorno utile perché dobbiamo fare le fotocopie per sapere quante persone ci sono. Poi ci sarà il campeggio la settimana prossima, perciò arriveremo proprio con l'acqua alla gola. Oggi, se tu vuoi partecipare al corso di teologia del martedì, comunicamelo, io scriverò il tuo nome e cominceremo a fare le fotocopie sulla base del tuo nominativo, ok? Io penso che non ci sia altro. Ricordatevi di pregare per il nostro campeggio settimana prossima, ok? A partire dal lunedì fino al sabato. I nostri ragazzi, ci sono 43 ragazzi iscritti. Penso che non sia mai stato un numero così grande, ok? Sarà una grande sfida, ma io sono sicuro che è anche una grande benedizione. Ma abbiamo bisogno del vostro sostegno in preghiera. Per favore, se vi ricordate, ok? Penso di non avere altro da dire. Ok, alziamoci in piedi e chiudiamo il nostro culto con una preghiera. Nostro Dio, nostro Padre, grazie per questo tempo, Signore, di lode, d'adorazione, di meditazione della Tua parola. E adesso, Signore, noi torneremo alle nostre case. Abbiamo una settimana davanti, Signore, da praticare la Tua parola. Incontreremo delle situazioni, delle difficoltà, ma quello che Ti chiediamo è questo,
che l'amore di Dio nostro Padre, la grazia salvatrice di Cristo e le consolazioni dello Spirito di Dio con noi siano e con tutto il popolo di Dio su tutta la terra, da oggi e per sempre. Amen. Buona settimana, Dio vi benedica, buon cammino col Signore.